Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Disobbediamo ad un ordine ingiusto. La nave della ONG Mediterranea con 10 migranti a bordo approdata a Trapani, sfidando così la decisione del Viminale che aveva assegnato il porto di Genova. Incendiato a Palermo il rifugio di alcuni ghanesi e caccia agli autori, arrestato un minorenne. 3 lingue di fuoco infiammano il vulcano. L'Etna continua a dare spettacolo con 3 colate e attività esplosiva, ma in quota si va solo con le guide alpine. West Nile, aspe di Catania, piazza delle trappole per catturare e studiare le zanzare, veicolo dell'infezione. E guerra aperta in Forza Italia tra il presidente Schifani e il vicepresidente alla Camera Mulè, che ha annunciato la sua candidatura alla regione. Calcio, goleada rossa-azzurra all'esordio in campionato contro il Foggia. Il Massimino finisce 6-0. Festa grande per gli oltre 17.000 spettatori, tra loro anche Ros Pelligra. E ancora per il calcio, esordio con un pari per il Trapani a Casarano. Stasera alle 21 invece tocca a Siracusa sul campo della Salernitana. Dunque partiamo dalla nave Mediterranea che ha sfidato la decisione del Ministero dell'Interno approdando al porto di Trapani con 10 migranti soccorso in mare. Disobbediamo ad un ordine ingiusto, dice il comandante. Sentiamo Laura Spanò. Disobbedendo alle indicazioni ricevute dalle autorità marittime italiane, è ormeggiata al porto di Trapani la nave della ONG Mediterranea con a bordo 10 migranti. Il Ministero dell'Interno aveva assegnato lo sbarco al porto di Genova. In un video pubblicato sui social, il capo missione a bordo della nave, Beppe Caccia, aveva spiegato l'intenzione di contravvenire alle indicazioni di sbarco, una decisione che aveva spiazzato un po' tutti. Io come capo missione a bordo abbiamo comunicato alle autorità italiane, l'MRCC di Roma, la decisione di cui ci assumiamo piena responsabilità di cambiare il corso della rotta della nave e dirigere verso il porto di Trapani. In questo modo disobbediamo a un ordine ingiusto e inumano del Ministero degli Interni, ma obbediamo fino in fondo al diritto marittimo, alla Costituzione italiana e alle leggi dell'umanità. Intanto sono sbarcati a Lampedusa anche 54 migranti, fra cui 7 donne e 4 minori salvati assieme ai 14 già giunti con la motovedetta della Guardia Costiera dalla nave ONG Nadir. Al porto anche i cadaveri di 3 minorenni, pare si tratti di 3 sorelle. I 71 migranti viaggiavano su un gommone di 7 metri partito giovedì da Zuara in Libia e che al largo delle coste aveva iniziato a imbarcare acqua. Prima dell'arrivo dei soccorsi purtroppo una persona è caduta in mare, si tratta di un adulto sudanese. Intanto 3 salme delle 23 del doppio naufragio dello scorso 13 agosto rimaste nella camera mortuaria del cimitero di Lampedusa sono state riconosciute dai familiari presenti in Italia che hanno manifestato la volontà di riportarle in patria in Egitto il prossimo lunedì. È stato dato alle fiamme il ricovero in cui avevano trovato un rifugio precario 2 giovani ghanesi nel quartiere di Brancaccio a Palermo. Adesso è caccia agli autori, in manette è finito intanto un minorenne, Giusy Lazzara. Avevano trovato rifugio nella cabina Enel dismessa. Siamo a Palermo nel quartiere di Brancaccio. 2 giovani ghanesi in quel quadrato di cemento si sentivano al sicuro almeno per dormire. Da mesi però le cose erano cambiate. Qualche giorno fa 2 ragazzi palermitani del quartiere hanno appiccato il fuoco al loro spazio. I 2 ghanesi in fuga dalle fiamme sono stati inseguiti e colpiti con sassi e mazzate. Uno degli aggressori, un 17enne figlio di uno spacciatore, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, stalking e incendio. Adesso è caccia all'altro minorenne. Oggi le agenzie educative purtroppo non funzionano più perché non si detengono più abbastanza direttamente agli utenti, ecco, a questi ragazzi, a questi bambini. Quello che è successo in queste ultime ore ci deve porre un problema fondamentale. Noi adulti siamo chiamati a che cosa?
A continuare a fare gli spettatori? E solo poche ore prima ancora violenza e terrore in pieno centro storico, dove un commerciante bengalese è stato aggredito e rapinato vicino al mercato di Ballarò. Il commerciante stava tornando a casa quando è stato circondato da un gruppo di giovani tunisini. Dopo averlo minacciato lo hanno colpito con calci e pugni, lasciandolo a terra. Sale la rabbia del comitato dei residenti del centro storico, che hanno chiesto più volte sicurezza. Servono i presidi, quel percorso va attenzionato. Ancora una volta lanciamo un appello al prefetto affinché si vada nella direzione opposta rispetto a quello che ha detto il ministro dell'Interno il 6 agosto, dove si ritiene che Palermo sia una città non particolarmente insicura. I sindacati di polizia ci ricordano che mancano 15 pattuglie rispetto alle 25 previste. E adesso andiamo sull'Etna, che con le sue 3 lingue di fuoco, 3 colate da 3 bocche diverse, continua ad attrarre visitatori, ma per arrivare fino in quota bisogna affidarsi a guide esperte. Orazio Longo. Sono 3 le lingue di fuoco sull'Etna, il fronte lavico più avanzato si attesta intorno ai 2250 metri, alimentato dall'attività che forma un campo lavico in direzione sud-ovest dalla bocca posta a 2980 metri. Fiume di lava che scorre incandescente anche dalla bocca situata a 3200 metri sul fianco meridionale del cratere di sud-est e a 3100 metri. Continua anche l'attività esplosiva con lanci che ricadono oltre l'orlo craterico. Il vulcano continua a essere sorvegliato speciale da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, con personale presente in area sommitale e con l'analisi delle immagini acquisite dalla rete di videosorveglianza. L'attività eruttiva durante la notte è in diminuzione, soprattutto alla bocca di quota 2980, e questo rispecchia una leggera diminuzione del tremore, in quello che è, diciamo, una variabilità di questa attività eruttiva. E continuano le ordinanze dei comuni pedemontani per regolamentare gli accessi alle zone sommitali. Dopo Biancavilla e Adrano anche Belpasso, mentre le guide del soccorso alpino sottolineano l'importanza della sicurezza in quota in base ai livelli di allerta e di affidarsi a personale qualificato per le escursioni. Questo è possibile farlo ammirare a tutti solo con il buonsenso, solo se accompagnati da personale qualificato. Non venite qua sopra con scarpette da tennis, non venite qua sopra da soli. Tra l'altro quest'areale qua è tutto fratturato, quindi significa che da sotto sta spingendo qualcosa. Mi raccomando ragazzi, non venite da soli qua sopra. Oscurato ma subito riaperto un canale Telegram che diffonde senza consenso immagini intime di donne, minacce a Don Di Noto, che aveva più volte denunciato questo fenomeno. Francesco Aloi. Nemmeno il tempo di oscurarlo che ne spunta un altro. Il canale Telegram di Preisti è di nuovo attivo. 6 anni dopo la prima segnalazione di Meter, la storia si ripete. Foto e video intimi di mogli, fidanzate, figlie o cugine sono di nuovo alla mercé di tutti. È stato chiuso, è stato nuovamente riaperto attraverso dei sistemi di bot, dove ci sono delle riserve di contenuto che vengono sempre di più aggiornate. È la conferma che c'è ancora chi vede la donna come un oggetto, un atteggiamento da cancellare, anche e soprattutto con la denuncia. Noi ci appelliamo ovviamente alle donne, ci appelliamo a chi si vede coinvolto in questa situazione e ci appelliamo fortemente a denunciare alla Polizia Postale questi tipi di situazioni. Intanto su Di Preisti c'è chi ha trovato spazio anche per prendere di mira Don Fortunato, da sempre in prima linea contro la pedopornografia. Creiamo fastidio perché le nostre denunce, che diventano denunce pubbliche, non sono altro che un richiamo e un appello forte affinché si possa cambiare non solo mentalità, ma si possano individuare i responsabili di questi assurdi e ingiustificati reati. West Nile, l'ASP di Catania, ha attivato decine di trappole per catturare e poi studiare le zanzare, che sono appunto il veicolo di questa infezione. Sentiamo Tonino De Mano.
Nessun focolaio autoctono di West Nile a Catania in provincia, ma l'attenzione dell'ASP resta alta per contenere la diffusione del virus che al momento in Sicilia non desta particolari preoccupazioni. Ad oggi, fonte ASP, non c'è alcun focolaio umano, ci sarebbero 2-3 casi su animali, con la situazione che viene costantemente monitorata dagli esperti. Abbiamo avuto delle segnalazioni e delle positività in cavalli con sindrome neurologica, ma che al momento le condizioni sanitarie di questi animali sono sicuramente migliorate. Sulla West Nile si registra comunque una sorveglianza attiva con l'utilizzo di trappole. Vengono accese normalmente per circa 48 ore al crepuscolo, nel momento in cui appunto la zanzara è più attiva. Viene inserito un attrattivo che simula l'odore del sudore umano, quindi nel momento in cui si attiva elettricamente la trappola si apre questo sportellino, la ventola aspira le zanzare. Queste zanzare poi vengono recuperate 48 ore dopo, conferite all'istituto zooprofilattico. Il virus si trasmette principalmente tramite la puntura di zanzara infetta, generalmente causa sintomi lievi che possono anche passare inosservati, tuttavia nelle persone anziane o immunodepresse può provocare una malattia grave e a volte la morte. I consigli, i soliti: indossare abiti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo, usare repellenti cutanei, proteggere casa con zanzariere a porte e finestre ed evitare la permanenza nei presidi di stagni d'acqua. Con la fine di agosto l'estate è un po' agli sgoccioli, ma c'è invece chi sceglie proprio questo periodo per andare a mare. Desiree Ferlito. Mentre 12 milioni di italiani, finite le ferie, rientrano al lavoro e archiviano l'estate, c'è chi prepara le valigie proprio adesso, preferendo questo periodo a cavallo tra fine agosto e settembre per iniziarle. Forse perché pensano che ci sia meno caldo, c'è meno gente, però in realtà ancora siamo nel pieno della stagione. Tra le ragioni di questa scelta c'è sicuramente quella economica, ma non solo. Alla base c'è l'overtourism. Settembre è senza dubbio un mese più tranquillo in termini di presenze nelle località di villeggiatura. Sono in Sicilia perché mio figlio sta per sposare una giovane ragusana e la mia famiglia è qui per festeggiare questa meravigliosa occasione. Perché non c'è tanto caldo? A fine agosto è totale caldo. Lei da dove viene? Io vengo da Stoccarda, Germania. Domani andiamo sull'Etna, un po' di fresco. E poi il caldo. Le temperature, salvo qualche colpo di coda, sono più miti, con giornate ancora soleggiate. Oggi il centro storico di Catania si presenta così. A settembre è come se fosse il mese di giugno, il mese di luglio, forse non ci sono quelle ondate di grande caldo e quindi fa piacere farsi le ferie nel mese di settembre e gli ultimi di agosto. E poi per ultima, ma non per importanza, c'è la ragione della cosiddetta psicologia dell'estate che resiste. Io scelgo sempre l'ultimo momento, però almeno una settimana in Sicilia me la devo fare, quindi aspetto quando viene l'ispirazione. Chi va al mare a fine agosto vive un piccolo lusso psicologico, sentirsi ancora in vacanza quando molti hanno già ripreso a lavorare. Ha raggiunto la spiaggia con un quad e l'ha parcheggiato tra i bagnanti prima di tuffarsi in acqua alla playa di Catania. Un catanese di 56 anni è stato multato per 2.000 euro. Il mezzo era stato immatricolato come macchina agricola ed era privo di assicurazione ed è stato sequestrato. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa per la pubblicità. Torniamo per parlare dello scontro tuttora aperto all'interno di Forza Italia. Guerra aperta in Forza Italia con lo scontro tra il presidente Schifani e il vicepresidente alla Camera Giorgio Mulè, che ha annunciato la sua candidatura alla Regione. Ci dice tutto Amalio Viola. Solo una boutade agostana. Maurizio Gasparri liquida così la polemica sulla candidatura eventuale di Giorgio Mulè, vicepresidente azzurro della Camera dei Deputati, a presidente della Regione in Sicilia nel 2027. Una polemica nata da una risposta di Mulè che alla domanda diretta su una sua candidatura aveva detto: non escludo niente, solo di diventare tifoso della Roma. Tanto è bastato per far esplodere il caso dentro una Forza Italia che sembra sempre più divisa in almeno due correnti. La risposta del presidente della Regione era stata caustica. Schifani, che ha già detto chiaramente di avere intenzione di ricandidarsi, sostenuto dal leader del partito Antonio Tajani, che a sua volta ha confermato questa ricandidatura, non ha fatto un mistero della sua irritazione. Chiunque può candidarsi, basta essere residente in Sicilia e raccogliere le firme, ha detto. Un modo per sostenere: se corri lo farai da indipendente contro di me e contro il partito. Ma l'eventualità di una candidatura Mulè può dunque essere derubricata adesso ad una battuta? Così non è, invece, in vista della sfida per l'elezione del primo segretario
segretario di Forza Italia prevista nel 2026. Toccherà agli iscritti nominare il coordinatore regionale anche in Sicilia e la sfida è tutta su Marcello Caruso, attuale guida del partito e longa manus del governatore Renato Schifani. L'area che fa capo a Marco Falcone tenterà la sortita per far eleggere un uomo proprio. Su questo voto si giocherà molto del peso specifico all'interno di Forza Italia. La conferma di Marcello Caruso lascerebbe tutto come è ora. La sua sconfitta rischierebbe invece di indebolire dentro il partito anche il presidente Schifani. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva a partire dal 6-0 con cui il Catania ha dato avvio al campionato. Siamo al calcio, goleada rossazzurra all'esordio in campionato contro il Foggia. Al Massimino è finita 6-0 e festa grande per gli oltre 17.000 spettatori sugli spalti, fra loro c'era anche Ros Pelligra. Sentiamo Tonino De Mano. Un tennistico 6-0 al Foggia davanti ad oltre 17.500 spettatori. Se il buongiorno si vede dal mattino, si vedrà il 26 aprile, ultima di campionato. Intanto il Catania lancia un segnale forte alla concorrenza, candidandosi alla promozione diretta in Serie B. Pratica già archiviata dopo mezz'ora, ma per conoscere il reale valore della squadra rossazzurra bisognerà aspettare nuove prove e nuovi avversari. Poca cosa il Foggia, farcito di giovani di belle speranze e nulla più. Davanti al patron Pelligra e al presidente del Senato La Russa, ma in scena il Festival del Gol. Apre le marcature al 7° minuto un calcio di rigore di Cicerelli che spiazza Borbei e fa esplodere di gioia il Massimino. Partita in discesa e 2-0 che arriva al minuto 21. Cicerelli serve Casasola che di sinistro indirizza in mezzo. Donnarumma si fa trovare pronto e deposita in fondo al sacco. Al 32° minuto arriva il tris. Cicerelli dalla bandierina pennella per Gherardi che di testa indisturbato non lascia scampo a Borbei. Al minuto 40 ecco il secondo rigore di giornata per un fallo in area su Forte innescato dall'onnipresente Casasola. Dagli 11 metri si presenta Forte, portiere da una parte, palla dall'altro e 4-0. Cala il ritmo nella ripresa, il Catania diverte e si diverte. Il nuovo entrato d'ausilio pressa, conquista il pallone e corre per 20 metri, finta 2 volte e poi lascia partire una bordata sotto la traversa. Il monologo rossazzurro si conclude all'80°, spettacolare rovesciata di Raimo, Borbei respinge come può, Lunetta in agguato ed entra anche lui nel tabellino dei marcatori. Finisce 6-0 negli spogliatoi, il cauto ottimismo di Mimmo Toscano. Ci tenevamo tanto a iniziare bene, a prescindere dal risultato, ma dare subito l'impressione di un atteggiamento giusto, una squadra determinata. Queste partite poi non è facile se non le indirizzi nel verso giusto. Esordio con un pari per il Trapani che a Casarano ha rischiato grosso contro una squadra superiore sul piano del gioco. Vediamo il servizio. Al Capozza di Casarano il Trapani strappa un punto che vale oro visto l'andamento della partita, risultato determinato da 4 interventi risolutivi del portiere Granata Galeotti, decisamente il migliore dei suoi, e dall'imprecisione sotto porta degli avanti del Casarano, che ha avuto una decina di occasioni per portarsi in vantaggio. I Granata hanno iniziato col piede giusto, subito pericolosi al quarto con un sinistro di Fischhaller parato da Chiorra, ma subito dopo hanno lasciato l'iniziativa al Casarano, nettamente superiore sul piano del gioco. La squadra pugliese ha sfiorato il gol al 6°, al 13° e al 27°, mentre al 29° è stato Galeotti ad opporsi ad una conclusione di Pinto. Ripresa sullo stesso cliché anche quando Aronica cambia modulo inserendo una punta in più. Galeotti deve rifugiarsi in angolo al 55° e al 64° su tiri di Chirico e Caiozzo, mentre al 65° gli dà una mano negro che salva sulla linea una conclusione debole di Marcore. All'87° il Trapani fa sapere di essere vivo anche in attacco, va alla conclusione con Grandolfo, ma è fuori misura. All'88° il Casarano concretizza gli sforzi andando in gol con Zanaboni, ma l'arbitro annulla per un fallo dell'attaccante su Chiareghin. Il Trapani trova così un punto, ma dalla lezione di Casarano deve partire per trovare gioco e identità.
Stasera alle 21 intanto esordio dell'altra siciliana, il Siracusa, squadra retusea con l'organico ancora da completare, ma decisa a farsi valere anche in Serie C. Affronterà la Salernitana di Giuseppe Raffaele in uno stadio a reti privo di pubblico per via della squalifica del campo. E il Palermo si gode il successo sulla Reggiana, ma è già tempo di pensare al prossimo match di campionato, ovvero sabato, sempre al Barbera contro il Frosinone. Marco Gullà. Il Palermo ha già risposto presente al primo appello del campionato, un 2-1, quello maturato contro la Reggiana, che ha evidenziato il buon stato di forma della compagine rosanero. Il Palermo, oltre ad avere vinto e giocato bene, ha anche maturato una serie di palle gol. Insomma, il bottino poteva certamente essere più rotondo, ma a Pippo Inzaghi va bene così, del resto è ancora calcio d'agosto. Tra le note positive del Barbera c'è sicuramente Nicolò Pierozzi, assist man per il gol di Poyampalo e poi decisivo con la sua rete nella ripresa. Personalmente per il gol, per l'assist sono veramente molto contento, ma sono soprattutto contento per questi 3 punti che ci danno uno slancio iniziale importante, perché abbiamo fatto un precampionato importante, abbiamo sudato tanto, si può dire, abbiamo veramente corso e faticato, quindi ce lo meritiamo. Abbiamo fatto poi un proseguo della gara della Coppa Italia, quindi diamo fiducia a noi stessi, alla gente, quindi benissimo così. Prossimo step, sabato sera il Palermo affronterà al Barbera il Frosinone, che ieri sera ha sconfitto per 2-0 l'Avellino. Inzaghi dovrà ancora sciogliere il nodo portiere. Da oggi infatti sarà a disposizione Joronen, che insidierà Bardi per il ruolo di titolare. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle 14, a tutti una buona giornata.